Festival Chitarristico Internazionale delle due città, Treviso-Roma. Beh, intanto spieghiamo un po' il titolo, insomma, siete già alla 16ª edizione, insomma, è nato 16 anni fa, no, questo festival, quindi immagino che almeno i nostri amici da casa, i trevigiani, conoscano già l'entità e la portata della vostra kermesse, ma insomma ricordiamo sempre come mai delle due città e soprattutto quando è nato questo connubio poi con Roma. Beh, innanzitutto è bello constatare che è divenuto in questi anni un appuntamento tradizionale anche proprio per tutti i trevigiani, e allo stesso tempo riusciamo ad attrarre anche un turismo culturale che insomma dà anche prestigio alla nostra città, e delle due città appunto perché va ad abbracciare Roma e attraverso una kermesse insomma di livello internazionale, quindi un'idea che è partita da, come succede spesso nella vita, da un incontro casuale appunto durante i miei tour, i miei concerti con il direttore del teatro Ghione, con cui abbiamo collaborato moltissimo in questi anni, Christopher Axworthy, il quale appunto, sapendo che già esisteva questa manifestazione a Treviso, mi ha detto: ma perché non facciamo qualcosa insieme e la allarghiamo a livello nazionale, e così abbiamo fatto. È divenuto in questi anni un punto di riferimento appunto delle 6 corde a livello europeo, quindi ne siamo molto felici. Quali saranno un po' gli appuntamenti principali proprio per quanto riguarda la chitarra e gli artisti che si esibiranno? Beh, innanzitutto è interessante rilevare che è una manifestazione anche che ha una cornice di eventi paralleli alla parte concertistica, che ovviamente è il fulcro del festival, molto interessanti, e venerdì inizieremo subito offrendo un aperitivo a tutta la cittadinanza presso la Piola, quindi in maniera informale, proprio anche per togliere un po' questa idea di ingessato a queste manifestazioni. Allone, no? Che molte volte... Esatto, a noi interessa da un lato appunto avere una manifestazione chiaramente di qualità, senza compromessi da questo punto di vista, però dall'altro anche avvicinare il pubblico anche a questi artisti, a questi musicisti che normalmente si vedono lì sul palco, non si riesce mai, no, neanche a farsi fare un autografo qualche volta, e invece li portiamo tra la gente, tra il pubblico, e in maniera informale, in maniera simpatica, e quindi diventa anche divertente, devo dire. Ecco, il primo appuntamento sarà sabato, come detto, 7 settembre, e qui già insomma sarà una delle scuole, una delle tradizioni della chitarra classica, che poi è quella spagnola, no? Che ben conosciamo. Si inizierà subito con un ritmo importante, diciamo caratteristico. Sì, è tradizionale appunto per quanto riguarda il festival iniziare con un concerto importante, e così sarà anche quest'anno con l'Hermanos Cuenca, insomma in questi fratelli Cuenca che hanno girato tutto il mondo con il loro organico che è pianoforte e chitarra, quindi si unisce il virtuosismo andaluso di Francisco Cuenca con la raffinatezza del pianoforte del fratello, che è José Luis. Un duo che ha suonato nelle sale più importanti del mondo come la Carnegie Hall e molte altre, e che è specializzato nella musica spagnola, quindi un concerto assolutamente fruibile per tutti, e vale la pena anche per chi non ha mai assistito a una manifestazione del genere avvicinarsi per scoprirla, e come è stato per tantissime persone. Ecco, saltiamo proprio alla fine, domenica 15 di settembre ci sarà una partecipazione in qualche modo straordinaria per quanto riguarda la chitarra, no? Anche con un personaggio magari più noto anche al pubblico che magari solitamente segue la TV o altri tipi, no, d'arti. Certo, in contesti diversi. Infatti stiamo parlando di Davide Riondino, che abbiamo invitato con Andrea Candeli, chitarrista eccellente, e che farà una sorta di spettacolo che è una rivisitazione del Don Quixote. Quindi mi piaceva l'idea di terminare con questa figura mitica del Don Quixote, questo cavaliere errante che vuole riparare i torti, difendere i deboli. In qualche maniera ci siamo un po' rivisti nel mondo della cultura, insomma, che è stato un po' trattato male in questo periodo, quindi è una sorta anche di momento di riflessione dove cercheremo di riportare questo sogno di ritrovare la cultura, soprattutto in Italia, visto il patrimonio culturale che abbiamo, e di valorizzarla appunto al meglio.
Ecco, tutti questi avvenimenti, compreso ovviamente il festival, è organizzato dall'associazione Music Rooms, che è attiva 365 giorni l'anno, che è poi ovviamente anche coordinata e diretta da Andrea Vettoretti. Importante insomma mettere in luce anche questa associazione che svolge, come dicevamo, un'attività tutto l'anno, ovviamente la punta dell'iceberg è rappresentata da questo festival, no? Parliamo anche un po' della vostra associazione. Sì, la nostra associazione vuole in qualche maniera essere determinante per l'aspetto culturale della nostra città, quindi si dà assolutamente da fare per organizzare degli eventi durante l'anno che possano essere interessanti un po' per tutti e di alto livello. È chiaro che ci concentriamo per quanto riguarda questa manifestazione in maniera importante perché ci dà l'opportunità veramente di farci conoscere anche a livello nazionale. Credo comunque che una manifestazione e appunto le varie iniziative che facciamo durante l'anno siano importanti proprio per la cittadinanza, quindi diciamo per il trevigiano, mentre il Festival delle Due Città si pone anche come manifestazione che attrae anche da fuori. Due cose diverse ma credo che siano complementari e belle. Io ringrazio il direttore artistico e organizzatore del Festival Chitarristico Internazionale delle Due Città, Andrea Vettoretti, per essere stato con noi, per averci presentato questa nuova edizione del festival. Grazie. Grazie a voi.